Prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte, oggi con noi Maria Grazia Tuveri, arte terapeuta e designer, ci vediamo tra pochissimo. Galleria commerciale Corte Santa Maria, tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con Maria Grazia, ciao, benvenuta, Ciao, benvenuta grazie. oggi. Lieta di essere qua. Grazie, sei arrivata, ci hai scomussolato la nostra scenografia, perché cari amici, come vedete oggi siamo comodamente seduti su alcune delle creazioni di Maria Grazia che poi ci spiegherai, perché tutto è collegato, giusto? Giustissimo. Però come inizio puntata, prima ho detto arte terapeuta e designer, partiamo dall'arte terapia, questa sconosciuta, almeno per me, quindi volevo proprio chiederti di cosa stiamo parlando quando parliamo di arte terapia. Allora, l'arte terapia è una terapia di affiancamento ad altre terapie per la crescita personale oppure per problemi di psicosi o di nevrosi. L'arte terapia utilizza l'arte come strumento di terapia, ovvero attraverso le varie tecniche artistiche che si possono applicare, che spaziano dalla musica al teatro, alla pittura, all'argilla, all'utilizzo dell'argilla, alla tessitura e tanto altro ancora. Si utilizza, diciamo così, il processo creativo per elaborare dei vissuti traumatici delle persone. Abbiamo già visto qualche foto che ci hai mandato tu dei tuoi laboratori, Sì. quindi abbiamo visto qualcosa a livello di pittura che poi parleremo, ma anche di disegno, insomma qualsiasi tipo di arte può andare bene per questo. Qualsiasi tipo di arte, poi chiaramente dipende anche da ciò che rimanda alcune volte il gruppo di lavoro o l'utente o il paziente. È molto meglio lavorare in gruppo perché il gruppo ha una forza differente, perché ogni elemento sostiene l'altro, per cui riuscire a tirare fuori anche dei vissuti molto traumatici è più semplice. Tirare fuori così è proprio tirare fuori l'espressione di se stessi, si può un po' riassumere così questa esatto, che arte, però non viene tirata fuori attraverso la parola,
Sì. che sarebbe molto più complicato, Sì. ma nel manipolare la materia, che può essere la materia pittorica o la materia, in questo caso l'argilla, come abbiamo visto delle prima, foto sì, di i argilla, bimbi, quindi nella modalità del movimento, del contatto e del rapporto con la materia si possono leggere i vissuti traumatici o le modalità stesse che quella persona ha di approcciarsi alla vita, e quindi da lì si possono elaborare i vari passaggi o le paure. Quindi poi si va a lavorare una volta che si scopre un qualcosa, quando si scopre, quando si tira fuori il trauma, diciamo, quando si tira fuori... Nel fare viene fuori la difficoltà. Perfetto. Questa difficoltà viene elaborata successivamente a livello verbale o all'interno del gruppo nel contesto arte terapeutico, oppure con lo psicologo, lo psichiatra, o dipende se questa persona viene seguita da altri terapeuti. Sì. E ecco, questa tua cosa, desiderio di intraprendere quest'arte qui, quando ti è venuto, insomma, quando hai preso la decisione? Tutto è nato quando studiavo in accademia, okay. perché per l'esame di pedagogia dell'arte la docente ci chiese un po' dove volevamo fare esperienza, e tra queste possibilità c'era il centro dei non vedenti. Sì. E lì nessuno voleva andare perché sembrava poco interessante, quindi io dissi vabbè, vado io, vediamo un attimo che cosa posso scoprire con questa disabilità, no? Perché ogni disabilità apre un mondo di ciò che poi siamo noi, perché noi abbiamo un'identità e tante subidentità, e abbiamo un po' tutte le, come posso dire, tutte le svirgolature, per non dire malattie, che comunque sono, insomma, abbiamo tante sfaccettature tutti quanti. Per cui ho iniziato questa esperienza con i non vedenti insieme a un gruppo di altri ragazzi che poi si sono uniti, con un laboratorio sperimentale di pittura, perché era basato soprattutto sul tatto, sull'ascolto del gesto. Si poteva partire dalla musica, ma si poteva partire anche dal gesto, e quindi l'ascolto del suono di questo gesto. Una cosa, scusa, che ti volevo chiedere, ma i pazienti sono un po', cioè possono avere diverse patologie, insomma, o possono anche essere... Sì, cioè, io l'ho lavorato con disabili fisici che avevano avuto magari degli incidenti, oppure Alzheimer Ho capito, quindi anche con traumi, recuperare da un trauma, da una situazione tipo un incidente o una cosa del genere. Sì, oppure con bambini seguiti dalla neuropsichiatria infantile all'interno delle classi scolastiche, con problematiche di psicosi ma anche di nevrosi, cioè si può lavorare veramente. Quindi anche uno che ha subito, come dicevo prima, un incidente, quindi una persona, diciamo, chiamiamola normale, che ha subito un trauma, quindi quello che mi interessava capire. Hai parlato di non vedenti del tuo inizio, e se non sbaglio hai iniziato con la pittura, perché è proprio il tuo campo in questo contesto. Perché poi attraverso l'esperienza con questi ragazzi, che è un'esperienza che durò circa 4 anni, quindi abbiamo lavorato tanto insieme, io ho imparato il braille per poter capire anche meglio loro, no? Avevo un amico cieco, insegnante di bambini non vedenti, e che mi ha comunque aperto un mondo, mi ha insegnato il braille, che vediamo qua, scambi, che vediamo nei quadri. Ecco qua i quadri di Maria Grazia, che hanno questa particolarità, no? Sì. Quindi è una particolarità anche per i non vedenti che possono scoprire il quadro, o... Allora, in realtà Com'è nata questa cosa? In realtà io da questa esperienza mi sono appropriata del loro codice di comunicazione con l'esterno, che poi è la scrittura braille, e l'ho fatta mia come gesto pittorico. Quindi i pallini del braille sono diventati il mio gesto pittorico, ovvero dei puntini, che poi decontestualizzati dalla scrittura braille sembra anche un codice binario. Per cui giocare con questi pallini che creano delle scritture, un'immagine di forme, di ritmo, tra vuoto e pieno e così via, crea questa, insomma,
questo dubbio della serie, ma c'è scritto qualcosa qua? I non vedenti non possono leggerlo perché è troppo grande, perché i non vedenti possono leggere solo se il braille, ogni letterina sta nel polpastrello della mano. Certo. Sì. Quindi per capirci è un'interpretazione tua, insomma. Sì. Mentre i vedenti non lo sanno leggere a meno che non abbiano studiato il braille, e quindi diventa una scrittura che richiama un po' la conoscenza della vita. Poi la sai se studi, non solo se vivi, se fai un determinato studio, una determinata ricerca sulla tua vita, allora capisci perché accadono le cose, capisci perché incontri determinate persone, che nulla è a caso. Bello, molto bello. Senti, quelli che abbiamo visto prima, che stavamo guardando, come li fai? Con che materiali? Ho visto materiali diversi. Allora, io sperimento tantissimo, sì, utilizzo tanta materia, colori smalti, colori acrilici, ma anche canapa, carta, e anche delle paste particolari per realizzare questi pallini. Utilizzo il polistirolo, molte volte la lamiera, brucio la carta, per creare i vari strati di pittura. Sì. Il tuo laboratorio trasformazione. tuo laboratorio cos'è? Un laboratorio di alchimista. Un alchimista, bello questo, bello, giusto. Mentre qua vediamo che li porti anche in giro, perché qui abbiamo le immagini di una delle tue mostre che hai fatto. Questo esattamente era il museo di Sa Corona Rubia. Sì, ci fu una personale, insomma era facevo parte di un gruppo di artisti di Sardegna contemporanea, dove tutti artisti sardi che facciamo arte contemporanea, quindi ci distinguiamo un po' dagli artisti che sono più conosciuti qua, che siamo ancora molto legati agli artisti di un tempo come Delittala, Meledina, insomma esiste altro, tanto altro che purtroppo non è conosciuto ancora, però si fa. Qua, queste tartarughine è roba tua, queste tartarughine qua? Sì. Quindi questo è un po' fuori dalla pittura, già iniziamo a parlare di installazione. Di cose come quell'altra stanza dove dentro c'erano i bambini, che è una stanza multisensoriale dove si è scalzi, è tutta scritta in braille, quindi il braille è anche sotto i piedi, e da lì appunto ci si può rendere conto di come tutto il corpo è un involucro percettivo, la pelle del nostro corpo, tutto il nostro corpo comunque. Eccole qua, quelle che stavi dicendo. Sì, questa è la stanza sensoriale. Quindi l'opera che diventa un'installazione, che coinvolge a 360 gradi praticamente. Esattamente. Questa nacque proprio quando stavo lavorando subito dopo con i non vedenti, che lavoravo sulla carta, dicevo, ma se io potessi entrare dentro questo foglio di carta e tutto il braille mi avvolgesse, cosa sentirei? Bellissimo. Bello, brava Maria Grazia. Siamo partiti benissimo oggi, benissimo. Interessantissima questa cosa, amici. Senti, hai accennato a bambini, io volevo continuare un attimino un discorso facendoti vedere una cosa, perché Sardegna Dies è stata a intervistare il dottor Mario Pala, che è il direttore della cardiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. È iniziata una grande e bella iniziativa che si chiama Un minuto per la vita, è una visita cardiologica di prevenzione contro le morti cardiache improvvise. So che tu c'hai anche due bambini abbastanza piccoli, ce lo vediamo cosa. Assolutamente sì. Vai, intervista al dottor Pala. Questa iniziativa, che ha inizio oggi e che è stata progettata alcuni mesi fa, e grazie alla disponibilità dell'azienda ospedaliera universitaria, alla Fondazione di Sardegna e al Comune di Sassari, ci consente di iniziare a visitare e fare un elettrocardiogramma ai bambini delle prime elementari di Sassari come prevenzione della morte cardiaca improvvisa in età pediatrica, che è una grande sfida della cardiologia moderna, in quanto molte cardiopatie, molte morti, che noi chiamiamo morti di tipo elettrico, sono di origine cardiaca e vanno individuate semplicemente con un elettrocardiogramma, che è un esame poco costoso, anche se a 100 anni dalla sua invenzione è ancora un metodo validissimo per individuare questo tipo di patologie.
Questo progetto lo abbiamo chiamato 1 minuto per la vita, perché 1 minuto è il tempo materiale per fare un elettrocardiogramma. Sotto i 35 anni il 45% delle morti cardiache improvvise sono di origine cardiaca. Molto spesso sono cardiopatie misconosciute perché è di origine elettrica, e persone che non hanno mai fatto un elettrocardiogramma non sono state individuate in tempo e quindi possono andare incontro a questi disturbi molto gravi. Spesso sono di origine congenita e genetica, per cui un elettrocardiogramma fatto in età scolare o prescolare, e in questo caso nelle prime elementari, che è l'età migliore per individuare questo tipo di patologia, ci consente di individuare alterazioni elettrocardiografiche o anche cardiopatie congenite misconosciute che non danno disturbi precocemente, e ci consente quindi di curare precocemente questo tipo di disturbi. Questa mattina cosa succede? Questa mattina abbiamo iniziato a visitare la prima classe che è la prima classe elementare del complesso di Lippunti, e continueremo poi con tutte le altre prime classi della città di Sassari fino ad arrivare a circa 1 migliaio di bambini, e un esame di questo tipo non si era ancora mai fatto a Sassari, ma neanche in Sardegna, per cui stiamo portando avanti un progetto pilota per poter individuare precocemente questo tipo di cardiopatie. Bene, allora facciamo l'in bocca al lupo a dottor Pala e alla sua equipe, ok Maria Grazia, bella iniziativa questa. Assolutamente. Senti, noi selezioniamo sempre i nostri eventi del weekend e ti volevo un pochino coinvolgere. Guarda caso ho visto che questo giro abbiamo selezionato tutti eventi di enogastronomia. Fantastico, adoro la cucina. L'adoro la cucina, ma Sì, una domanda che volevo farti, si può fare arte terapia con il cibo? Certo, si può fare anche col cibo, benissimo, sono molto assolutamente, contento di anche questa la cosa. cucina è un'arte d'altronde, no? Certo che sì, quindi Sì. sperimentare qualcosa, quindi tutto va bene, qualsiasi arte. Qualsiasi arte, è sempre il processo quello che conta. Il processo, giusto. Per cui appunto in alcune esperienze anche che sono state fatte dai non vedenti, come il dialogo al buio, Sì. si accompagnavano gli ospiti completamente al buio, quindi gli ospiti Sì, non vedevano sì, niente, si accompagnavano Vero. ai tavoli e dovevano gustare queste pietanze cucinate dai ragazzi non vedenti o dai cuochi. Fantastico, vero, verissimo. Insomma. Verissimo, mi ricordo queste situazioni sì. molto molto belle, molto interessanti. Bene, senti, quindi cibo, abbiamo detto le sagre, gli eventi, ti coinvolgo subito. A Simaxis partiamo, vediamone qualcuno, vediamone due. A Simaxis il 16 e 17 novembre la sagra del riso. Buonissimo. Sei amante del riso, quindi. Amante del riso, nata e cresciuta davanti alle risaie. Oh, benissimo, sì, pure io, quindi abbiamo una cosa in Vedi? comune. In due posti diversi, ma abbiamo una cosa in comune. Sì. Mentre qui parliamo di Simaxis, del riso, la sagra del riso di Simaxis, abbiamo visto 16 e 17 di novembre, la pagina Facebook è quella della sagra del riso per avere qualsiasi tipo di informazioni e vedere il programma. Poi dal riso, Maria Grazia, passiamo alle mele cotogne, questo è un po' più particolare come... Buonissimo. Sono buone anche qua, Marmellate, tutto sì, ti piace, tutto. benissimo. 17 novembre a Siris, sagra delle mele cotogne, infatti come hai anticipato tu, la marmellata, le mele cotogne sciroppate, penso che ci sarà un assaggio gratuito pure, quindi bene, alla dove grande. Siris? Siris, Così vado. sì. Sì. Dove hai detto tu? Lì, Siris, Vado a benissimo, ok. Quindi il 17 novembre abbiamo detto, domenica 17 novembre si inizia alle 10:30, assaggio gratuito, poi si continua a mezzogiorno con il pranzo e quindi via. Quindi la pagina è della Proloco di Siris. Ma hai detto dove è Siris? Adesso lo andiamo a vedere perché intanto lanciamo la pubblicità, facciamo perfetto. così? Sì, Ok, sì, allora sì, 2 sì. minuti di pubblicità che noi andiamo a vedere dove è Siris, scusate gli amici di Siris, ci vediamo subito. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.
Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres. Numero verde 800 510 599. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Maria Grazia. Maria Grazia, Siris abbiamo scoperto che è in provincia di Oristano, da dove tu vieni. Non ti vergogni? Però più verso Cagliari. Sì, comunque abbiamo anche scoperto che ci sono 231 abitanti, quindi adesso per scusarti li saluti tutti a uno a uno. Ok, passatemi la lista dei nomi. Regia, poi passa la lista dei nomi, dai, vabbè, dai, stiamo scherzando, ovvio. Andiamo avanti, che voglio passare dall'arte terapia finalmente a parlare anche di Contessa d'Arco, cioè queste belle cosine, oggi ci hai stravolto molto bene la location, il set, giusto? Contessa d'Arco, è una tua idea, una tua figliola, Allora, terzo sì. figlio? Contessa d'Arco è sì, una mia creazione in tutto e per tutto, perché chiaramente nasce da un processo arte terapeutico, di elaborazione di tutti quelli che potevano essere, diciamo così, i dolori della mia vita, no, sai i timbri che ti mettono alla nascita, Sì, tu sì. sei questo, tu sei quest'altro, e molte volte te li porti dietro, no? E diventano credenze autolimitanti che non ti permettono di esprimere realmente il tuo potenziale. Quindi Molte Contessa volte. d'Arco, ti sei fatta autoterapia a te Sì, stessa, allora praticamente. evidentemente io ero una bimba molto, molto contessa, come mi dicevano i miei Ok. genitori, no? Però i miei genitori ci davano di brutto, nel senso che ero troppo comoda per loro, e quindi questo Contessa da piccola, no? È proprio nato da lì il nome anche, Sì. quindi. È Però. nato da lì. Quindi è stato un gioco poi, mentre ero dentro la mia installazione Sì. ho avuto questa visione e ho detto ma sì, giochiamo con le cose che più mi fanno arrabbiare, e quindi che erano per me autolimitanti nell'espressione di me stessa. Quindi Contessa d'Arco perché, essendo anche una bimba molto particolare, con una fantasia molto spiccata, molte volte mi dicevano che non ero molto sana, no? Ok, Che ero- benissimo. Quindi Contessa d'Arco Giovanna d'Arco, ecco, che aveva, quello. sai, le visioni. Sì, quello era così. il collegamento. E da qui è nata Contessa d'Arco, Bene. nel fare sedie e Bene. poltrone artistiche, perché in quanto Sì. contessa mi accusavano che io non mi alzavo mai, ero mandrona, come si dice in Sardegna, no? perfetto. Mandrona Ok. vuol dire poltrona, Sì. facciamo sedie e poltrone artistiche, Ok. meglio di così. Quindi sedie, poltrone artistiche, Sì. gioielli e complementi d'arredo, questo è un po' tutto, stiamo vedendo anche delle foto delle tue opere, eccole qua, quindi le poltrone, le sedie, che queste sedie tra l'altro sono molto comode. Sono contenta, le sono hai fatte col contenta, cuore proprio? le ho fatte col cuore, le ho fatte con l'anima. Bene, come bene, no, tutti no, i ma miei si lavori. sente perfettamente. Sì, e Sono fatto oltretutto il ti ho posticino. chiesto se potevamo accomodarci sulle Sì. nostre sedie, perché molte volte i miei clienti sono innamorati del lavoro che faccio ma hanno paura che non si possa utilizzare. No, bisogna utilizzare, non è- Sì, bisogna non usufruire alcune volte dell'arte. Certo, il design vuole questo, che il insomma design. l'arte è fruibile. Perfetto. E quindi... Senti, e tutti quindi hanno un concetto, tu parti da un concetto come hai un po' anticipato, Sì, ogni sì. sedia, ogni poltrona ha la sua storia. Hanno la loro storia, E allora te le sì. chiedo subito, allora partiamo da queste dove siamo seduti adesso, che si vedono un po' pochino, Massimo mi sposto un po', regia, vediamo, non so se si riesce a vedere,
c'è la parte bianca, nera, insomma, queste come si chiamano? Hanno un nome anche. Allora, loro sono i Matador. Matador. Sono i Matador, il titolo mi è venuto un po' da quando ho visto la loro forma, mi sono venuti Questo è in un mente... particolare forse? Questo è un particolare, no, di un'altra sedia niente, però. niente. Sì, Okay. di un'altra sedia che sono partite per un lungo viaggio, per fortuna. Ok, bene. Quindi torniamo sì. alle Matador fatte pensando... Allora, pensando un po' alla fine ai Matador, all'arena, e a quella che è poi il vissuto di chiunque scelga di uscire dal binario e diventare qualcuno nella vita, ma vivere una vita rispettando se stesso, no? E i suoi ideali, si deve preparare ad affrontare il Matador. Affrontare l'arena. Affrontare Matador l'arena. nell'arena. Bravo, il Matador nell'arena. Per cui il sangue che scorre tanto, ma il sangue che scorre è anche il sangue della vita, Certo, della passione, quello che ci porta comunque Bello. a continuare a portare avanti i sogni. E qui abbiamo il guardiano dei sogni. Ecco, passiamo subito, signore e signori, dopo il modello Matador Arena al guardiano dei sogni, si chiama questo? Sì, e sono due, l'altro è rimasto a casa. Ecco, la regia prontissima, abbiamo la foto del guardiano dei sogni, così i nostri amici lo riescono a vedere bene. Descriviamola un po' mentre la regia lascia l'immagine. Allora, questa è una sedia lampada, perché si illumina. Sì. Ed è realizzata con vetro di Murano, è lavorato in vetrofusione, e ci sono degli inserti in ferro battuto. Questi qua laterali, eccoli qua. Sì, laterali, per creare anche il contrasto di due materiali, la fragilità del vetro, l'apparente fragilità del vetro, e un po' la rusticità e la forza che è del ferro lavorato a mano, per cui sono due lavori totalmente diversi, perché col vetro bisogna stare molto attenti, e col ferro invece devi avere comunque molta forza per lavorarlo, per fonderlo, per forgiarlo. Quindi questi due elementi insieme creano l'armatura di di uno dei guardiani, perché devono essere belli armati, perché bellissimo. Insomma quando si è qua i colpi che arrivano ai sogni non sono indifferenti. Bello, molto bello. E poi lo slancio così verticale e così alto della seduta, dello schienale, riporta comunque un collegamento di spiritualità tra il cielo e la terra, no? Molto bello. Nel ricordo che abbiamo un'anima, che abbiamo uno spirito, molto bello, che siamo molto interessante. di più. Bene, abbiamo visto, ci hai portato queste due storie fisiche qua. Tra l'altro so che ci sono anche delle poesie, dei bigliettini che tu lasci sulle sedie che nella poesia c'è il concetto, ecco, di questa spiegazione, il racconto di quello. Bellissimo. Senti, ma queste belle cose qua dove le troviamo? C'è un tuo shop? In questo momento in atelier da me. Sto cercando delle nuove location dove portarli, poi a maggio sarò a Verona, quindi girerai un po', ma questo poi ne parliamo dopo quando ci saluteremo, adesso non è ancora tempo di salutarci. Ok. Infatti ti volevo far vedere, mi sono un po' perso, allora andiamo a vedere altri 3 eventi del weekend, perché con questi racconti qui mi hai fatto entrare nella mia dimensione, che non è che sia molto grande la dimensione, però insomma. Senti, dai, continuiamo allora, un po' di cibo, visto che hai detto che ti piace un casino mangiare e bere. Fiera delle castagne e del vino nuovo, qua si mangia e si beve alla Nusei, che dici? Può andare bene? Sì. Magari le castagne da mangiare un po' lontano dal vino, forse insieme un pochino un effetto, però vabbè. Ci sono tutte e due comunque, dal 15 al 17 novembre alla Nusei, ok? La pagina è quella delle fiere della castagna e del vino nuovo. Continuiamo a Gonos Fanadiga, quasi un po' vicino alle tue zone, quasi, la Sagra delle Olive, qua, eccola qui, 15-17 novembre. Olive e olio, tutte e due li troviamo in questa bellissima sagra, e poi continua il 17 novembre, questa volta a Ussana, Sapori d'autunno. Qua si continua a parlare di enogastronomia del territorio. Ecco qua, questo è un evento itinerante, e questo 17 novembre
passa da Ussana e la pagina è quella di Sapori d'autunno 2019. Va bene? Ok? Va bene, viva la dieta, quindi, insomma. Eventi siamo a posto e tutto. Andiamo a vedere la nostra rubrichetta più sani e più belli, quella settimanale. Sì, Oggi sì. parliamo di bimbi, tu ce li hai troppo grandi, parliamo di culetti arrossati, Già i tuoi fatto. bambini sono già, quindi non, sei già passata di lì da quelle cose lì. Però mamme, attenzione, tutte attente, più sani e più belli con la nostra Francesca Sale di Pelle Ermosa. Vai con la rubrica. Sicuramente uno dei problemi che affligge di più le mamme è il culetto arrossato dei bambini, a volte per una dermatite da pannolino o semplicemente per una pipì acida o magari lasciata un po' più tempo nel pannolino, creano un rossore, fastidio e prurito ai bambini. Si possono utilizzare dei prodotti che si trovano facilmente in commercio, ovviamente prediligere sempre quelli naturali. Una crema sicuramente protettiva per impedire che questo accada, oppure semplicemente quando il danno è già formato una crema emoliente, una crema riparatrice. Pelle Ermosa propone il gel emoliente Baby. È un prodotto formulato appositamente per quei bambini che hanno una dermatite da pannolino o che più spesso si arrossano, quindi hanno una pelle delicata soprattutto nelle parti intime. Può essere utilizzato comunque anche per delle dermatiti che si trovano in tutto il corpo. È un gel emoliente formulato ovviamente con il principio attivo Elderal, con acqua di camomilla, miele, calendula, che sono degli alleati della pelle per favorire sicuramente il ripristino della pelle delicata dei bambini. E ringraziamo Francesca Sale di Pelle Ermosa per questi bei consigli a tutte le mamme che hanno i bambini piccoli. Scusa, ne approfitto un attimo per dare una comunicazione di servizio qui al centro commerciale Corte Santa Maria. Ogni 20 euro della tua spesa in tutti i supermercati Cobec, non solo quello di Corte Santa Maria, ma in tutti i Cobec di Sassari e di Itteri, si ha diritto a 10 euro da spendere da Claire. Hai capito, Maria Grazia? Benissimo. Noi qua facciamo super offerte incredibili, appunti. fantastiche. Prendi appunti, ok, dai, poi facciamo un giro su da Claire. Allora, siamo quasi alla fine, Maria Grazia. Allora, però stavamo parlando prima di atelier. Quindi attualmente hai un atelier, sì, queste zona... belle opere le possono vedere però su un sito internet, una pagina sì, Facebook. Sì. E su Instagram. E poi prendere i contatti tramite email, email o anche tramite Facebook o Instagram per venire a vedere le opere finché non troverò una location in città e poi vediamo un attimo. Ok, quindi c'è il sito internet con tutti i contatti, Contessa d'Arco. Facilissimo da trovare anche su Facebook, la pagina Facebook, il sito e Instagram con tutte le foto che abbiamo visto anche qua in diretta. E dicevi programmi futuri per mostre, cose del genere? Allora, atelier, insomma, come ti muoverai nei prossimi mesi? Allora, nei prossimi mesi, insomma, i progetti sono per fuori Sardegna, quindi appunto come dicevo prima delle esperienze un po' a Verona, un po' a Milano, anche per il fuorisalone ad aprile sarò a Milano. Fuorisalone, giusto? Qui per Natale c'è un evento in macchina. Sì, stiamo creando un evento un po' particolare. No, in macchina nel senso che stiamo macinando. Ah, ok, che state macinando. Sì. Quindi niente, darò notizie tramite Facebook. Bene, quindi seguiremo la tua pagina Facebook Contessa d'Arco. Maria Grazia, grazie per essere stata qui con noi, è stato interessantissimo questa puntata, queste storie che ci hai raccontato della tua arte. Grazie veramente. È stato un piacere. Ok, grazie mille ancora. Grazie a voi. Allora amici, io vi ricordo per rivedere la puntata, il nostro sito è www.sardinianlife.it, poi abbiamo anche la pagina Facebook, Sardinian Life, seguiteci anche lì. Per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!
Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.